Ed è il momento del nostro ospite. Benvenuto Diego Moreno, argentino ma da 24 anni napoletano, anzi campano a tutto tondo perché legato a tutto il territorio. Cominciamo da un gemellaggio nel segno dei festeggiamenti religiosi, quelli dedicati a San Giovanni Giuseppe della Croce, ischitano, patrono di Ischia. Viene festeggiato a Ischia Ponte con cerimonie bellissime, con un corteo di basche di barche, di pescatori salutato da sirene delle navi, fuochi d'artificio. Ma vediamo nelle immagini, questo avviene anche in Argentina. Questo succede, sì, buonasera a tutti, succede anche a Mar del Plata, che appunto è una città che c'è il mare già nel suo nome e che hanno portato ovviamente tanti ischitani che sono sbarcati in quel di Argentina, e a marzo, quando si festeggia diciamo la liturgia di San Giovanni Giuseppe della Croce, ero io in Argentina e quindi ho potuto presenziare la stessa festa che adesso la prima domenica di settembre si fa ad Ischia. Gemellaggi e convergenze musicali, lunghissima la sua collaborazione con Fred Bongusto, e qui torniamo anche a Ischia, a Sant'Angelo. E c'entra sempre un luogo meraviglioso come Ischia, perché a Sant'Angelo abbiamo anche collaborato un po' in tutta Italia e in tutto il mondo, oserei dire, con il maestro Fred Bongusto, e a Sant'Angelo abbiamo scritto anche delle cose, io in spagnolo, lui in italiano, quindi è davvero un onore. C'è anche la piazza Mar del Plata a Barano d'Ischia. Poi c'è il Cilento, quest'estate tanti appuntamenti, un grande legame per lei. Sì, un'estate diciamo legato molto a Cilento, tra l'altro ha vinto nuovamente il premio come miglior spiaggia d'Italia, Cala Infreschi, e io ho avuto modo di omaggiare un altro grande campano napoletano, Massimo Troisi, con uno spettacolo, c'era anche Anna Pavignano, quindi molto. E naturalmente ci sono i Campi Flegrei. Nel video che dovremmo vedere, il videoclip che si chiama Vive, è stato girato sul lago di Averno. Ho voluto fortemente, io amo, sono legato a questa regione, ma soprattutto alla zona dei Campi Flegrei, e quindi un posto che frequento assiduamente il lago d'Averno, e l'ho trovato magico per questo inno alla vita in un tempo che viviamo. Un singolo, presto ci sarà anche un album a fine anno, caratteristiche dell'album? Beh, sicuramente tentare di portare un sorriso, insomma una notizia di speranza, che forse ne avremo e ne abbiamo bisogno tutti quanti. Il prossimo concerto? Il prossimo concerto, se Dio vorrà, sarà il 4 ottobre al Teatro delle Palme, un posto bellissimo, insieme a Lettis Fatti, dove per il Forum Universale delle Culture porteremo questo connubio tra Napoli e Buenos Aires, la mia Argentina. Grazie mille. Grazie a voi. Andiamo avanti, adesso il calcio, da domani tutti a lavoro a Castelvolturno, azzurri al completo, la sfida di domenica al San Paolo contro il Chievo è solo il primo impegno di una serratissima serie. Carlo Carione.